sui chinau desse rimondico, siamo in rimondico, che anticamente di naianta mesuida. In effetti si intrada del noghe di questo portale e poi appartena entro vedi questa ricostruzione di come poteva essere che anno fa. Quindi siamo su vorro, siamo dessa cochina, su magazzino, si stanza e siamo di sparasa, poi a cacrocai antimaschighetto in noghe, tutta questa parte come onda scalata. Poi questa parte invece chi apparteniva a Summere, che questa è la parte domestica, diciamo, del massaggio, este sa parte che come este casa dei Lecca, questa este somo de Aurora e questa invece sta cavagliata su caseificio, sul primo caseificio il che ostento in vita. Poi in nove che este somo come debatore buono, però prima avuti a DBA a reparto dei cavalli che proseinante di questo dei pontis e fu un amante dei guardos e quindi lo tenia in cue come cosa. Poi questa è la chiesa di Santa Maria, la prima, si è fatto dal 1923 e poi è stata tornata a vettare nel 1975. Prima di questa chiesa avevo di Sattera Grecia. Con Sattera Grecia tenia 1200 anni scalo metantetta, che si presume come data intorno all'800 e buttata giù nel 1920 per opera del Sarrettore. Mentre qui abbiamo la ricostruzione della chiesa parrocchiale, dove sulla sinistra si vede la prima chiesa intitolata San Nicola del 1100. La seconda, la chiesa grande, è stata iniziata nel 1786 e terminata dopo 15 anni di lavoro. Il campanile invece è molto più tardi, nel 1843-45, ed è terminato fatto dal rettore Simone Oppo con la cupola pisana, mentre adesso è piramidale. Sono rappresentate quelle che sono le principali evidenze archeologiche del territorio di Ortueri a partire dal Neolitico, quindi dall'età più antiche, dove abbiamo semplicemente delle dispersioni di materiale littico che si usava in quel periodo e un menhir aniconico studito in un terreno vicino a Peales. Abbiamo la tomba di giganti, quindi la parte funeraria rappresentata dalla tomba di Genejunku, che è una tomba a filari simile a questa che è stata riprodotta da Francesco, un nostro compaesano che si diletta in queste ricostruzioni, che a filari si intende che tutta la facciata dell'esedra è realizzata con muri a filari di massi sovrapposti degradanti, sempre quindi più piccoli a partire dalla base fino alla sommità, con un portello d'accesso. È una classica tomba giganti, quindi con la parte della camera funeraria all'interno e l'esedra, quindi questa zona qua a semicerchio, che era la parte dove venivano effettuate i riti funebri, quindi generalmente si ha la presenza di vasellame che probabilmente conteneva offerte che periodicamente venivano presentate ai morti. Abbiamo qua un'immagine, che è questa,
degli anni 50, dove è rappresentato Raimondo Bonu, che è uno dei principali studiosi di ortueri, e alle sue spalle i resti della tomba, che si presenta in condizioni di conservazione migliori rispetto a quella che vediamo adesso. Due pannelli sintetizzano molto brevemente invece quello che avviene nel periodo romano, quando abbiamo la presenza di tante aree con dispersione di materiali di età romana, segni di antichi edifici, probabilmente pertinenti a ville rustica, di cui una è stata parzialmente scavata dalla soprintendenza ed è stato nel 96 è stata evidenziata proprio una villa rustica di età tardo-romana, quindi III-IV secolo. Vi erano ovviamente le relative necropoli, di cui abbiamo notizia in letteratura, ma pochi resti, tra cui i due epigrafi funerarie che sono state sintetizzate appunto in questo pannello. Una è leggibile, ma abbiamo solo il testo che è stato riprodotto appunto da Raimondo Bonu, mentre dell'altra abbiamo il supporto parzialmente conservato, però il testo deve essere ancora studiato, quindi non si hanno informazioni. Vediamo raffigurato brevemente quello che è la sintesi di tutti i ritrovamenti di lingotti oxide in Sardegna. I lingotti oxide sono dei lingotti di rame che avevano questa particolare forma a pelle di bue cosiddetta, probabilmente per essere trasportati sulle spalle, come possiamo vedere nell'immagine tratta da un sito egiziano. I lingotti che sono un'importante testimonianza dei commerci di metalli che avvenivano nell'ambito del Mediterraneo. E avendo ritrovato dei frammenti di lingotti oxide anche a Ortueri, possiamo inserire anche questa zona nell'ambito di tutti questi circuiti di scambi. Un piccolo artigiano del traballo di Ortico. Poi che fai piede come ti si fa in un mese, però cominciamo da adesso Ortico. Allora, siamo a Ortico quando chi nasci, questo è drone, ok? È drone. Quando arriva da questo, più o meno a questo calibro, che ha 60 cm di diametro, viene di Ocaus drone, dopo 2 anni diventa d'ortico, eccolo qua. Questo è sortico, questo è a cassa corona. Allora, una volta con sortico, bene stagionato più o meno un anno bene stagionato. Dopo un anno bene buddio, udindor sortico diventa piatto, sacciattidi. Una volta fatto questo raballo, si può fare questo raballo, si può fare. Tu ponese, stavano postellas, bandas. Da questa banda si danno questi pones, con un macchinario, come sto elettrico. Prima si vede a mano quadretto, sto a mano e questi questi pones, che si sente non solo per persone, come la cosa. Allora, un'altra cosa che va a fare è questo straballo che non funziona in giro. Ok? Lavoro al tempo dei tempi, quando non si ne di scanno, se ne cadira, si vende in mesetto, si ne dommoso. Che punti da fare a misura.
Ma poi faccio vedere come si fa. Questi sorti con Dio. Se c'è due canti sono buoni, sono abbastanza piatti. Si fa le osche, si comincia da ponendo prima in un modo, poi in sattero. Questo non mi serve l'obiettivo pippioso, che se può gente a mano si fa più largo, che se è fatto lo porta un po' più largo. Va bene? Non si brulla, è giusto a brullare pure sapete, molto seriamente. Una volta fatto questo raballo, si può fare alto, basso, sugheria, si pone a questo impizzo, poi si fa in taccioso deo giasto, ok? Si gravanta prima da una parte, si gravanta fino al fondo. Una volta fatto questo, si gira, questo scrava tutto, e arriva a più di metà. Caso segreto è quando si cosa sul meseddo, che uno gioco in satiro si sente sorpassato, quindi come te che si è saldato. Mi si è spiegato? Che credi che è? Altra cosa, la prossima puntata.
Canta la
cadere in su dono. Balla sa danza con sa mediana, con sa mediana. Ballana, cantana, ballana, cantana. 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 Una bella manifestazione, ringrazio a tutti che hanno partecipato in tanti. Autunno in Barbarcia è andato benissimo, spero che l'anno prossimo siamo ancora di più e a Trosano meglio. C'era molta gente, speriamo che l'anno prossimo sia ancora di più. Gira che vedi che è molta gente che c'è qua a Ortueri oggi e a Trosano meglio.